Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est, prima edizione. Saremo insieme con tutte le notizie fino alle 13:30 e poi ovviamente l'informazione tornerà sui nostri canali a partire dalle 19:30 oggi con il telegiornale di Treviso. Partiamo dalla cronaca, una cronaca che tristemente ci riporta a Mestre, il cavalcavia di Mestre, quello teatro della strage dell'autobus dello scorso 3 di ottobre. Guardate questa immagine, un'immagine agghiacciante. Fortunatamente il conducente di questa automobile nell'incidente è rimasto illeso, ma davvero avrebbe potuto trattarsi di una tragedia. Sono le 4:30 di questa notte e questa automobile ha letteralmente sfondato il Garrail. Siamo in via Rampa, cavalcavia Mestre, l'auto è finita contro il Garrail che è stato appunto sfondato ma ha trattenuto l'auto a rischio caduta, illeso dunque il conducente. L'incidente nella carreggiata sottostante del cavalcavia Vempa nei pressi dove a ottobre è avvenuto l'incidente dell'autobus. Il conducente stava percorrendo la strada da Venezia verso Corso del Popolo a Mestre. I vigili del fuoco sono arrivati dalla locale sede e hanno messo in sicurezza l'automobile e poi l'hanno recuperata mentre l'autista era riuscito ad uscire dall'automobile incolume, dunque illeso, ma sono immagini agghiaccianti che non possono non far pensare alla strage dell'autobus dello scorso ottobre, con un cavalcavia che ha sulle cui come dire, balaustre in quel lato del cavalcavia in cui oggi ancora si stanno conducendo le indagini per capire che cosa sia accaduto. E allora davvero sono immagini che fanno riflettere e è una notizia che vi daremo ovviamente anche oggi nel corso dei nostri telegiornali. È accaduto alle 4 di questa notte. I pompieri sul posto, sono arrivati anche i carabinieri, come dicevamo quella parte insomma di cavalcavia è riuscita a reggere l'urto e il Garrail è stato soltanto in parte sfondato. La cronaca poi ci porta ad un incidente di cui vi abbiamo dato notizia ieri perché è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso il 25enne di Maserada che oggi nel primo pomeriggio è caduto mentre provava una pit bike in un parcheggio della zona industriale di via Bagato. Siamo a San Michele di Piave, frazione di Cimadolmo. Il giovane insieme ad un amico stava facendo delle evoluzioni con la mini moto quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Sul posto i sanitari del 118 che con l'elicottero hanno trasportato il giovane all'ospedale di Treviso dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Conegliano, raccolta la testimonianza dell'amico che ha assistito all'incidente. C'è un'altra notizia che ci porta invece a Castelfranco Veneto, la dà per primo il Treviso Today, quotidiano di Free Press. Giro ubriaco per il centro disturbando le persone, è stato denunciato un 32enne, si tratta di un 32enne ghanese che la scorsa domenica aveva disturbato le persone sul sagrato del Duomo di Castelfranco Veneto, era alterato dall'alcol. Questa volta una nuova segnalazione è arrivata dai carabinieri, decine delle telefonate per la presenza di quest'uomo che appunto alterato dai fumi dell'alcol stava disturbando le persone e inveiva contro chiunque passasse. È stato dunque denunciato il 32enne, sul posto i carabinieri di Castelfranco Veneto. Vi facciamo adesso vedere un servizio e tra poco ci collegheremo con l'assessore alle politiche sociali del comune di Treviso, Gloria Tessarolo. Tiene banco anche in questo periodo invernale il tema dei senza tetto che non hanno un riparo dal freddo. La chiesa di Santa Maria del Sile, ricorderete, ne ha accolti diversi, creando diverso scompiglio tra i parrocchiani che hanno fatto una lettera al parroco perché appunto si trattava di ospiti non sempre desiderati e che avevano creato anche delle situazioni di degrado all'interno della parrocchia. Dunque la diocesi ha aperto le porte del seminario vescovile garantendo 12 posti letto. Noi abbiamo intervistato Don Bruno Baratto, ve lo facciamo ascoltare. Questo è il mettere come Chiesa a disposizione uno spazio e delle risorse per essere vicini a chi è in situazioni di fragilità.
12 posti per persone senza fissa dimora negli spazi del seminario vescovile a San Nicolò. È la risposta della diocesi di Treviso all'emergenza delle ultime settimane. Dopo lo sgombero del Parco Appiani e la difficoltà nel reperire posti letto, che ha portato anche a soluzioni discusse come quella della chiesa di Santa Maria del Sile, arriva questa nuova possibilità d'accoglienza. Dalla prossima settimana le persone attualmente ospitate nella chiesa verranno sistemate al seminario in un locale separato con servizi ed ingresso indipendente. Entrata indipendente, non soltanto, anche una struttura a sé rispetto al resto del seminario. Va tutelata sia la presenza di minori nelle attività del seminario, come ben si sa, e sia dall'altra parte anche la riservatezza per coloro che accedono a questo servizio. L'accoglienza, coordinata dalla Caritas, sarà gestita dalla cooperativa La S ed avrà la durata di qualche mese, con l'auspicio che nel frattempo vengano individuate soluzioni strutturali. Noi vogliamo dare risposta a un momento difficile in cui si è trovata la città, ben sapendo che i provvedimenti dal punto di vista strutturale sono in capo alle strutture governative e alle amministrazioni locali. A quella storica della Casa della Carità di Via Venier si aggiunge dunque questa accoglienza temporanea per dare una prima risposta in un momento di difficoltà. Sappiamo poi che i bisogni di chi dorme per strada sono ben altri e ben più grandi di avere solo un tetto sulla testa, ma già avere un tetto sulla testa e dormire al caldo quando fuori è freddo è, vogliamo dire così, il minimo sindacale. Quando fuori è freddo, buongiorno Gloria Tessarolo, grazie per essersi collegata con noi in questa giornata di festa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, il tema delle nuove povertà e dei senza tetto è un tema che come Comune avete affrontato. Intanto volevo chiederle un po' un commento a questo, possiamo dire che è un epilogo positivo per quanto accaduto tra la bagarre, insomma le polemiche dei residenti, la mano tesa del parroco a Santa Maria del Sile e oggi la diocesi che decide per queste persone di aprire le porte delle proprie stanze. Beh, decisamente sì, è un epilogo positivo. Io ringrazio Caritas e la Curia e ovviamente poi Cooperativa La S che gestirà il servizio per aver avuto questa disponibilità e questa attenzione. È una risposta ancora una volta positiva della comunità che si mette insieme e cerca di trovare soluzioni in periodi emergenziali alla luce del fatto che oggi serve in qualche modo dare delle risposte immediate. La prima risposta era arrivata da Don Kirchner, magari appunto non appropriata, perché in chiesa comunque poi mancano dei servizi e quindi ben venga insomma la risposta del seminario, perché di sicuro sono locali anche più idonei ad accogliere le persone per la notte. Senta, Assessore, parla di come dire, sistemazione temporanea. Don Bruno Baratto, consapevole del fatto che il seminario vescovile non ha questo tipo di destinazione. Come andrà a finire? Quale sarà la naturale prosecuzione, secondo lei, di questa offerta di aiuto, questa assistenza? Beh, giustamente è temporanea, è quello anche che è stato chiesto in un incontro formale avuto proprio in prefettura, dove eravamo presenti noi con i servizi comunali e appunto Caritas e la Curia, in cui ci fu chiesto di poter lavorare a formule anche flessibili e quindi noi avevamo in corso l'interlocuzione con i Vigili del Fuoco per poter capire fino a quanto poteva essere derogata la capienza dell'asilo notturno già attivo tutto l'anno e in quell'occasione lì giustamente la Curia si riservò di poter pensare a delle risposte alternative che poi sono puntualmente arrivate. Temporaneo è un po' la sua natura, proprio perché con il freddo si creano delle situazioni di vita in strada che non sono sostenibili, ma temporaneo anche perché non parliamo di numeri definiti e definitivi. Quindi in questo caso è necessario come dire, lavorare proprio ad una formula che può espandersi e ridursi in base al bisogno manifestato in questo caso in strada. Qual è la fotografia dei bisogni nel comune di Treviso che lei insomma ha ben presente? In questo caso stiamo parlando di senza tetto, ma ovviamente non sono solo queste le emergenze che voi vi ritrovate ad affrontare. Diverso tempo fa abbiamo fatto vedere i nuovi alloggi ATER per le famiglie in difficoltà,
Ater ci ha raccontato che sono circa 600 le famiglie che sono ancora in lista d'attesa. Ecco, ci fa un po' la fotografia oggi. Sì, allora i numeri di cui parla Ater sono i numeri del bando e quindi delle richieste legittime di persone di poter avere una casa popolare. Poi è chiaro che richieste legittime vuol dire anche situazioni di difficoltà economica o di fragilità di tipo sociale ben diversa, cioè se siamo alle prime posizioni della graduatoria sono posizioni in cui ovviamente ci sono più requisiti, li definiamo, quindi anche maggiori fragilità. Alla fine della graduatoria siamo quasi, non voglio dire in una situazione di normalità, ma quasi in una situazione di normalità, anzi più volte l'ho evidenziato, spesso alla fine della graduatoria ci ritroviamo nuclei che hanno capacità economica ma non trovano soluzioni nel libero mercato perché non forniscono sufficienti garanzie, il famoso nucleo monoparentale. Questo è un piano, è il piano abitare, che non va confuso con quello invece della grave marginalità e della situazione dei senza fissa dimora che vivono in strada o che si trovano temporaneamente a vivere in strada. Anche qua la situazione è poliedrica, sono tante le necessità e sono ben diversi i casi. I comuni stanno fronteggiando tanti casi personali e percorsi diversissimi, nel senso che noi ci ritroviamo da un lato ad assorbire parte di quella che è la politica d'accoglienza e dei flussi migratori. In questo caso, scusi? No, no, ho annuito, nel senso che in qualche modo lei stava già anticipando una mia domanda, no? Legata ai richiedenti asilo. Prego. Sì, in questo caso è una situazione estremamente dinamica che stiamo condividendo anche con gli altri comuni capoluogo. Io in questi giorni ho sentito e ho visto spesso citato il comune di Padova, che purtroppo ha vissuto come noi episodi luttuosi e non è l'unico comune capoluogo, ma l'ho visto citato, devo dire, a sproposito, perché tra comuni ci stiamo confrontando molto e viviamo delle situazioni simili, seppure situazioni diverse ovviamente anche per capacità e capacità intendo dire come dimensione proprio e storicità anche dei servizi così come dei fenomeni. Faccio un esempio banalissimo quanto lampante: Verona o Padova ovviamente non sono Treviso o Vicenza, insomma, o Belluno. Ecco, quindi nonostante siamo tutti capoluoghi abbiamo delle realtà diverse. Qui il confronto c'è, è serrato e la difficoltà la stiamo registrando tutti, perché sul fronte dei flussi, quando io sento parlare dell'incapacità del comune di Treviso di programmare, sorrido, perché in realtà programmare noi siamo capaci, ma uno può programmare se ha dei flussi programmabili. Nessuno invece è in grado di comunicare ai comuni di che target stiamo parlando e anche di che numeri stiamo parlando, oltre che di quali fragilità. Faccio un esempio molto banale. È di agosto, quindi di qualche mese fa, una circolare del Ministero dell'Interno che dice, c'è stata segnalata proprio da tanti servizi di volontariato di Treviso, che dispone lo stop immediato agli interventi per chi viene riconosciuto titolare di protezione internazionale e speciale. Quindi in qualche modo non possono più risiedere all'interno dei CAS, sarebbero titolati eventualmente ad accedere ad un SAI, ma non ci sono sufficienti posti. SAI, io ricordo che il comune di Treviso oggi continua a garantire un'accoglienza SAI per 49 posti. Quindi siamo impegnati a dare risposte anche in quel fronte. Cosa succede? Le persone vengono mollate in strada e allora il cittadino, in questo caso le associazioni, si rivolgono a noi e ci chiedono soluzioni, perché sono persone che avrebbero la possibilità di accedere ad alcuni percorsi che in questo momento non sono disponibili. E allora i comuni cosa fanno? Tamponano situazioni. Il problema è che tamponiamo situazioni perché non veniamo messi nella condizione economica e programmatoria di poter dare delle risposte. C'è anche il tema, come diceva giustamente Don Bruno Baratto, c'è un profilo comunale che può ed essere gestito e c'è un profilo invece nazionale che può e deve essere gestito, cioè i nostri servizi possono lavorare sull'inserimento, sull'accompagnamento, ma se una persona ha
porta con sé traumi, ad esempio, proprio dovuti alla migrazione, quindi traumi psicologici, e ce lo dicono i dipartimenti di salute mentale che spessissimo queste persone sono state vittime di violenza. Quasi tutte le donne che arrivano da tratti migratori hanno subito violenze di diverso tipo, non parlo necessariamente di violenza sessuale, però portano con sé dei traumi. Beh, noi non siamo attrezzati e non abbiamo percorsi che invece lo Stato ha e può prevedere. Allora, ci sono dei profili dove il comune può tamponare e lo fa, però che non sono propriamente delegabili ai comuni. Se devono essere delegati ai comuni, vanno programmati per tempo in un dialogo con i comuni e va consentito ai comuni anche di strutturarsi. Io devo ringraziare davvero le associazioni e le cooperative e il territorio con cui noi lavoriamo, gli altri enti come Caritas, perché condividiamo competenze spesso anche per gestire questo tipo di profilo e di difficoltà. Guardi, lei ha anticipato la mia domanda, allora tra l'altro credo che in qualche modo indirettamente aveva voluto anche rispondere ad un attacco che è arrivato nei suoi confronti da parte dell'opposizione, nello specifico il consigliere De Nardi aveva come dire, attaccato appunto genericamente l'amministrazione comunale perché il compito degli imprenditori non è quello di aprire spazi e di dare come dire, alloggi a chi ne ha bisogno, questo è compito della politica, è compito delle amministrazioni comunali. Lei giustamente in questo momento ci sta dicendo non abbiamo nemmeno le risorse né economiche né le forze proprio per poter gestire tutto questo. Da qui la rete che si deve creare necessariamente con Caritas e con le cooperative. È questa la sua risposta a De Nardi? Non solo, la mia risposta a De Nardi è ovviamente non generalizziamo mai e quindi ognuno si sente colpito se si sente in qualche modo della partita. La mia risposta a De Nardi in questo caso è attenzione, ci sono delle responsabilità e non è un attacco, anzi è un richiamo alle responsabilità di ciascuno e anche credo sia mio dovere in quanto amministratore pubblico che gestisce risorse di tutti far notare che non è corretto scaricare sul welfare locale e pubblico politiche che invece vanno condivise su ben altri livelli e responsabilità. Faccio un esempio molto, molto sereno. Non possiamo fingere di non sapere cosa fanno le persone oltre al lavoro, se le persone, una volta accolte, hanno la possibilità di crearsi una vita nel nostro paese. Non è una responsabilità che si può lasciare ai comuni, non è una responsabilità che si può lasciare alle Caritas. Va fatto un pensiero a monte. Attenzione, io questa cosa l'ho detta, non mi nascondo, l'ho detta molto serenamente quando si parlava di decreti flussi, ad esempio, sia al mondo sindacale che al mondo dell'impresa. E la dico ovviamente con quella che è la mia visione. Io non faccio l'assessore alle attività produttive, io faccio l'assessore alle politiche sociali. Credo sia ingiusto scaricare sulla collettività le storture di un sistema che sta evidenziando delle difficoltà oggettive nel garantire alle persone condizioni di vita normali e naturali. Oggi, e riprendo il dato che abbiamo condiviso prima, il fatto che ci siano richieste, a mio avviso improprie, di case popolari per persone che hanno redditi, e noi come comune stiamo rispondendo, anche di recente l'abbiamo fatto, a sfratti dovuti al fatto che c'è un mercato immobiliare che chiede delle garanzie che non sono più al passo dei tempi, con quelli che sono i contratti di lavoro, e quindi mi dispiace, ma devo tirarlo fuori io il mondo del lavoro, cioè ci sono delle difficoltà a far dialogare due mondi che da una parte chiedono manodopera, ma dall'altra non garantiscono abitazioni. Allora io mi domando perché il comune nei suoi servizi sociali, che ha delle competenze specifiche per assistere persone che non hanno solo bisogni economici, che dovrebbero avere fragilità altre, deve sostituirsi ad un welfare che non è pensato in base invece alle necessità del mercato del lavoro. Abbiamo bisogno di lavoratori, dobbiamo garantirgli pari condizioni di vita. E quindi come avviene, Assessore, mi permetto, anche in altri paesi europei. Esatto, ma io non non mi pare di aver scoperto l'acqua calda quando io richiamo ognuno alla propria responsabilità. Lo faccio perché io nel mio ruolo e noi il nostro servizio
nel limite delle risorse disponibili di un comune, di un ente, sta facendo la sua parte, quindi le responsabilità cerca di portarle a casa. E quindi non mi piace lo scaricabarile. Quando c'è uno scaricabarile, tra l'altro dettato spesso dalla scarsa competenza nella materia, come le dicevo, i profili sono tanti quando parliamo di servizi in strada, bisogna conoscerli prima di potersi poi addentrare sul fatto che oggi serve una persona che vive in strada, basterebbe dargli una casa. Non è così, vuol dire non conoscere la materia, vuol dire non sapere che cosa produce la vita in strada. Senta, Assessore, lei mi ha parlato dei posti SAI, circa una cinquantina, quelli che riuscite a garantire. Quante richieste ci sarebbero? Di quanto dovrebbe essere aumentata la percentuale per poter garantire? In questo momento parliamo sempre ovviamente di fenomeni in evoluzione, come giustamente lei diceva. Di quanti avreste bisogno ancora? No, allora, il sistema SAI è un sistema innanzitutto che viene gestito direttamente dal Ministero, quindi ha una direzione centrale e ricordo è finanziato, questo sì, completamente dal Ministero dell'Interno, quindi sono circa 715.000 euro che ogni anno noi gestiamo in questo tipo di servizio, sono 49 posti. I SAI andrebbero ampliati, ma non ampliato il nostro SAI, nel senso che per riuscire ad avere la gestione e il successo che il SAI ha, deve avere anche dei numeri gestibili dall'ente gestore, quindi dalla cooperativa, se no diventa una grande accoglienza. Il sistema SAI è un sistema diffuso, molto assistito, perché basta fare un calcolo tra la cifra impiegata e i posti disponibili, è chiaro che si capisce che c'è una forte presenza degli educatori, degli psicologi, dei mediatori del lavoro, mediatori culturali, quindi la persona viene davvero accompagnata. È una persona che ha già delle risorse, ad esempio l'italiano lo deve conoscere, non si può arrivare, non si entra in un SAI se non si hanno delle competenze minime spendibili. Però questo è un sistema che a livello nazionale avrebbe bisogno di mettere posti in più. È un sistema anche molto molto costoso, quindi questo dimostra che con numeri, mi passi il termine, contingentati, che quindi consentono quasi un'assistenza 1 a 1, si riesce a fare vera integrazione. Però ci vogliono risorse. Ci vuole anche un senso di responsabilità da parte degli enti locali che decidono di seguirlo. Questo è un sistema che funziona però, cioè i dati ci dimostrano che è un sistema che funziona, che quindi non ci sono poi ritorni in strada, non ci sono dispersioni delle persone. Anzi, noi abbiamo esperienze in cui persone che escono dal SAI, dopo un percorso in Italia, a volte anche rientrano nel loro paese facendo tesoro, ad esempio, della competenza lavorativa che qui hanno acquisito e aprendo imprese personali. Quindi ci sono davvero esperienze di successo. Sono diversi livelli di intervento, quindi sarebbe opportuno spingere sulle politiche del SAI, però mi rendo conto che per il bilancio dello Stato, con i numeri che abbiamo, non potrebbero reggere. Cioè, abbiamo degli ingressi, un numero di ingressi di accoglienza troppo superiore a questo tipo di forze. Allora, a proposito di accoglienza, le chiedo prima di congedarla di guardare insieme a noi il servizio Crespano Migranti con le parole del sindaco Rampin, l'ipotesi dell'hub per migranti a Crespano nell'ex collegio delle suore. Non è la zona ideale, la risposta, poi magari facciamo un commento insieme. Quello che però preoccupa di più, ieri sera con questo annuncio mi hanno già contattato i cittadini, quello che preoccupa di più è che siamo un paesino piccolo che non ha i trasporti nemmeno per i cittadini, diventerebbe sicuramente una situazione che comporta una serie di difficoltà, non solo di integrazione, perché siamo, ripeto, un paese piccolo, ma soprattutto perché i servizi qui non ci sono, siamo al confine dell'impero. Ai confini dell'impero, alle pendici del Grappa, non ci sarebbe quindi spazio per un maxi hub per migranti, ipotesi sul tavolo della prefettura di Treviso in vista dell'incremento di flussi atteso per la primavera. Gli occhi sono puntati sull'ex collegio delle suore di Maria Bambina del Belvedere, 10.000 metri quadrati, buona parte inagibili, fatta eccezione per il teatro che ospita le associazioni del territorio. Siamo in via dell'Orfanotrofio, a ridosso del centro di Crespano. Lo stabile è ancora in mano alle suore. La prefettura mi ha confermato anche stamattina che non c'è nulla di confermato, nulla di deciso. Sono interlocuzioni che stanno facendo, penso, un po' con tutta la provincia. Quindi lei dice no, almeno nel breve periodo?
Secondo me no, nel senso che io ieri sera appunto ho scoperto da voi che c'era questa ipotesi di questa realizzazione di questo Maxi Hub. In realtà ogni prefetto sistematicamente è venuto a visitare questo immobile come altri e sistematicamente è stato scartata come ipotesi. Insomma, il tema è ricorrente. Un mese fa l'ultimo confronto tra sindaco e prefetto nel corso di una visita con diversi punti all'ordine del giorno. Il prefetto aveva visitato una struttura a Fietta e doveva ancora visitare quella di Fietta era stata scartata. Su questa gli avevo appunto spiegato che a suo tempo l'alberghiero l'aveva abbandonata proprio perché non c'erano i requisiti di sicurezza. Immagino che se non andava bene per una scuola probabilmente far vivere delle persone ancor meno. La partita è aperta e il fronte diventa anche interno. Per l'ex sindaco Nico Cugnal serve una posizione ancora più netta. Quello stabile, dice, va valorizzato dal punto di vista turistico, questione anche di sostenibilità. Pieve del Grappa ha poco più di 6.000 abitanti. Questa è la nostra richiesta di convocazione del Consiglio Comunale d'urgenza. Il sindaco dovrebbe fare questo per tranquillizzare tutti. Dal Consiglio Comunale deve emergere chiarissimo il no a questo tipo di iniziativa. Insomma, gli hub che nessuno vuole, l'hub che Treviso ha, ricordiamo la caserma Serena. Assessore, come commenta un po' questo servizio? Ma come dicevamo prima, quella degli hub è un'accoglienza di sicuro curata, nel senso che il gestore anche a Treviso fa un ottimo lavoro, però è un'accoglienza, come dire, per grandi flussi, che nel fare integrazione ha qualche difficoltà. Questo è un dato oggettivo. È un dato oggettivo anche che con i numeri che abbiamo, come dicevo prima, con i continui ingressi che abbiamo, non è possibile pensare di fare accoglienze diffuse, curate, senza pensare di investire tantissime risorse. Ci vuole un senso di responsabilità, uno da parte degli enti locali, perché se è vero come è vero che un impatto di un hub di questo tipo su quelle comunità può essere un impatto davvero importante, non si può neanche pensare che siano sempre i comuni più grossi ad attivare solo questi servizi, perché si vanno ad acuire delle criticità che poi inevitabilmente esplodono, nel senso che la logica dei grandi numeri non fa bene a nessuno e quindi torniamo al fatto che l'accoglienza diffusa è un'accoglienza migliore. Ma perché non si riesce ad attivare? Perché non c'è una parola fine, quindi un numero definitivo, nessuna prefettura è in grado di darcelo. Quanto posso accogliere? Bene, allora faccio un progetto in base alle risorse economiche ma anche professionali e di conseguenza volontariato e quant'altro. È la politica sull'accoglienza che va rivista in toto, ma va rivista con grande senso di responsabilità e qui lo dico da donna della Lega, però come dire, che richiede a tutti responsabilità, perché se andiamo in cerca di chi sono le colpe sono di tutti. Io lo dico serenamente, cioè di chi a lei continua piaceva lo SPRAR caldeggiato dal PD, lo SPRAR? Oggi è il sistema SAI, quindi noi lo abbiamo e noi vediamo i risultati, però come dicevo prima è un sistema che con i numeri che l'Italia per posizione e per proprio posizione geografica, per l'attuale momento storico non può sopportare, cioè non può essere l'unico sistema, secondo me sarebbe troppo pesante per il bilancio dello Stato. Quindi torniamo ad esempio ai decreti flussi, bisogna riuscire a garantire sì l'accoglienza, soprattutto per chi arriva da zone di guerra. Sui migranti economici va fatto un ragionamento diverso, io l'ho anche già accennato anche sul tema dei ricongiungimenti, cioè dobbiamo fare molta attenzione. Accoglienza sì, soprattutto per chi rischia la vita, però per fare vera accoglienza e integrazione dobbiamo metterci a ragionare sui numeri e non continuare a pensare che tanto qualcuno farà e che tanto qualcuno tamponerà le situazioni. Non è corretto per le famiglie, non è corretto per i minori che arrivano, per le donne, per le mamme, ma non è corretto per i progetti di vita di queste persone e per le comunità nostre che poi vivono con diffidenza e quindi automaticamente, culturalmente, come dire, si va verso la guerra tra i poveri, che non ha alcun senso. I comuni in questo si trovano ad essere il terminale
ultimo dello Stato e quindi spesse volte non vengono ascoltati. Non venivano ascoltati prima, non vengono ascoltati adesso, non ne faccio una questione di appartenenza politica, è che spesso i comuni sono utilizzati come meri attuatori, invece non c'è la capacità di ascoltare anche quello che loro recepiscono, che è l'altro. Insomma, lei sta tirando un po' le orecchie anche al governo in carica. Ma io chiedo a tutti molta responsabilità, perché è oggettivo che gli enti locali stanno registrando delle difficoltà a cui non trovano risposte. Alcune risposte sono in fase di elaborazione, alcune risposte siamo in attesa, però come dire, noi ci ritroviamo con le persone da gestire e eccoci poi magari con, come è capitato a Padova, come è capitato a noi, con persone che non si trovano temporaneamente senza un'ospitalità e magari muoiono in strada. Ecco, come ha detto il sindaco, non è accettabile per un paese civile, quindi coinvolgiamo i comuni, pensiamo a un'accoglienza anche diversa e a monte è inutile continuare a dire che possiamo accogliere centinaia di migliaia di persone. Non è oggettivamente vero, infatti le criticità nei territori stanno venendo tutte a galla. Grazie Assessore. Grazie a lei. Grazie per essere stata con noi. Siamo passati, partiti dal tema dei senza tetto accolti al seminario vescovile, l'apertura dei posti a un tema un po' più ampio che ovviamente quello dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Grazie per la sua disponibilità, Assessore, buona domenica. Grazie anche a voi. Arrivederci. Gloria Tessarola, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso. Prima di andare in pubblicità vi facciamo sentire, restiamo a Crespano per farvi ascoltare che cosa hanno detto i cittadini, come stanno vivendo i cittadini, la possibilità che possa arrivare un maxi hub proprio nel Comune di Crespano. Avete sentito il sindaco che cosa ha detto, un comune oltre che piccolo è anche un comune che ha pochi servizi, ha citato il tema del trasporto pubblico. Ovviamente anche i cittadini hanno detto la loro. Il grande hub che oggi nella Marca trevigiana è presente ad Oderzo, all'ex Zanusso, e poi a Treviso alla ex caserma Serena. Vediamo se possiamo farvi vedere il box e poi andiamo in pubblicità. No, io dico no, anche per le attività e tutto quello che è. Siamo in una completa, come si può dire, discesa, non abbiamo più nulla, manca solo che abbiano anche un hub di questo genere. Insomma. Sicuramente per il paese non sarebbe opportuno. Insomma. Va distribuito in maniera equa su tutti diciamo, i vari paesi, i vari comuni, secondo me. L'ipotesi di un maxi hub per migranti nel cuore della Pedemontana divide. C'è chi dice un no secco, chi preferisce l'accoglienza diffusa, chi ancora è pronto ad aprire le porte. È un problema giusto così, insomma, secondo me può essere una buona cosa, si dà una mano, giustamente. Da parte mia sono sposato con un'africana, dunque sono libero a 360 gradi. È logico che ognuno deve avere il suo lavoro e il suo che per instaurarsi il meglio possibile nella comunità e tutto quanto. Lei non è assolutamente contrario a priori, diciamo serve una sostenibilità di più. Esatto, anche quello, sì, importante quello. I migranti vanno accolti in un certo senso e vanno anche integrati, quindi c'è una politica di accoglienza, una politica di valorizzare queste persone. Si sente dire che non trovano lavoro e naturalmente dovrebbero anche pagarli, però non sottopagarli continuamente. In un territorio manifatturiero quindi l'approccio per molti deve essere realistico, lo dimostrano anche alcune storie, è il caso di Jimmy. Sono di Albania, vivo da più di 30 anni qua in Italia. Adesso alla cittadinanza? Sì, da 2 o 3 anni che ho la cittadinanza. Dove lavoro io ci sono dei migranti che lavorano tramite agenzie, 2 o 3, che fanno contratti a tempi non indeterminati. Ci sono. Agiri, residente anche lui a Pieve, è di origine kosovara. Io prendo cittadinanza italiana da 5 mesi fa. Io e mia moglie, io mi piace l'Italia, io ce l'ho un fratello in Svizzera, in Germania, io non vado. Per i migranti, volendo, il lavoro c'è. Sì, qua non differenza, qua non vedere se è straniero o italiano. Se tu lavorare, il padrone non mette differenze. È bellissimo padrone, bellissimo, sì.
Prima edizione, buongiorno, ben ritrovati, ancora buona domenica. Siamo partiti parlando del Lab di Crespano con l'accoglienza e i senza tetto invece che andranno con 12 posti al seminario vescovile di Treviso, le nuove povertà ma anche l'emergenza accoglienza che ormai non è più tale, insomma è un fenomeno che abbiamo imparato a conoscere e che, come dice l'assessore Gloria Tessaroli in quota Lega, deve assolutamente essere gestito. Parliamo ora di altri temi, ci spostiamo a Carbonera, abbiamo con noi il sindaco Federico Ortolano. Grazie sindaco buongiorno a tutti. Per averci raggiunto. Alcuni giorni fa eravamo a Carbonera con le nostre telecamere perché insomma in una notte diverse vie sono state prese di mira dai ladri. Allora sindaco, partiamo, facciamo vedere questo servizio. Abbiamo raccolto diverse testimonianze di persone che proprio si sono ritrovate faccia a faccia con i ladri, come la signora Giovanna. Ve la facciamo ascoltare. Quando che ho visto dentro in casa a pila, c'ho mia gola, ma mia gola sa, e ho detto, Marco, che fosse benevoto, Marco, dico, cosa ha fatto qua a quest'ora, al buio? E questo qua mi punta la pila così, ero goverto a porta di qua, e ho capito che non c'era Marco. Non mi ho messo il sigaro, ho detto, cosa ha fatto qua? Faccia a faccia con i ladri, questa notte li ha visti e li ha messi in fuga. Giovanna Vendrame, 84 anni da fare e grinta da vendere, una volta scoperti li ha visti scappare saltando svelti come i gatti. Impossibile riconoscerli, erano in due. Su per il bancale là dei legni, là a fianco, andati su. Io ho fatto un crepeto così, a triangolo, vicino alla serratura. La famiglia Scapinello di ladri la stessa notte invece ne ha visti 3, entrati poco dopo usando le chiavi attaccate alla porta a disposizione del figlio. Anche in questo caso sono stati scoperti, ma i ladri hanno bloccato la porta che divide il primo dal secondo piano per poi scappare via con un paio di scarpe come refurtiva. La rabbia tra i parenti che dividono il grande casolare è tanta. Vivono in bestie ste robe qua. Come i paesi arabi. Peggio è andata alla vicina in vicolo Arturo Martini. Mio marito era in cucina con il fratello. Non avete sentito niente? Nulla. I ladri hanno appoggiato la scala sul muro. In mansarda stava studiando uno dei ragazzi. Sono entrati in un'unica stanza, ma è bastato per portare via tutti gli ori e i gioielli presenti. Lei cosa ha detto ai bimbi? Si sono accorti perché eravamo lì in casa, quindi se ne sono accorti e abbiamo detto di stare tranquilli, insomma, che comunque non è solo successo nulla a noi né a loro, e quello era l'importante. Tra i vicini un misto di rabbia e rassegnazione. Diverse case sono state visitate dai ladri arrivati dai campi. 3 anni fa era la notte di Natale. Forse a volte a notte se mi sveglio, che penso, ma se no, pazienza. Ci stiamo tristemente abituando che dei ladri possano visitare le nostre case. No, bisognerebbe poter difendersi senza essere condannati altri, però. Cosa vi direi? Chi va a lavorare invece che andare a rubare e spaventare le persone in casa. Allora, sindaco, nel suo comune è successo 2 sere fa, 7:30 della sera, quindi l'ora di cena, poi di nuovo la notte di Natale. Sono aumentati o sono diminuiti i furti sulla base dei dati che ha lei a disposizione? Allora, con un confronto appunto con le forze dell'ordine, comunque negli ultimi anni i furti sono anche diminuiti rispetto al passato. Probabilmente si tratta o di una coincidenza perché le bande vanno a saccheggiare qualche altra zona, qualche altro comune, o forse anche perché si sono un po' indirizzati verso altro tipo di reati, non avendo più contanti le famiglie a casa, non avendo più tanto oro o beni preziosi, cercano di indirizzarsi verso le truffe, verso altro tipo di attività. Ecco. Infatti in questo caso la refurtiva ci raccontavano, erano state poche cose, la scarpa da ginnastica piuttosto che quei 2-3 gioielli tenuti in casa, ma insomma non grosse cose. La stessa signora Giovanna, 84 anni, ci raccontava: non tengo soldi a casa, insomma pochi spiccioli, ma non ne tengo più. Quindi è vero, la criminalità in qualche modo si è spostata e si è modificata nel tempo. Che cosa può fare un comune come politiche per la sicurezza e quanti fondi avete a disposizione?
Allora, un comune come per esempio Carbonera ha investito moltissimo in questi 5 anni in videosorveglianza. Sono stati spesi più o meno 150.000 euro, sono state posizionate circa 15 telecamere ed alcune anche con i lettori targhe, perché poi alle forze dell'ordine serve appunto fare una mappatura dei punti in cui sono state colpite le famiglie e con queste telecamere che leggono le targhe fare un po' la mappa di dove si sono spostati i criminali. Poi vabbè, le telecamere servono ovviamente anche per monitorare altro tipo di azioni criminose all'interno dei paesi, spaccio di droga, baby gang, insomma il monitoraggio va sempre bene. Ecco, questo è sicuramente un investimento molto importante che possono fare i comuni. Poi c'è sicuramente l'attività di promozione di alcune forme aggregative come il controllo di vicinato, come i gruppi come furti in corso, ecco, cercare di far conoscere. Ne avete diversi di gruppi sì, di controllo? Fortunatamente sì, controllo di vicinato ne abbiamo, alcuni gruppi sono anche molto attivi e sono stati utili anche per riuscire a identificare alcuni malviventi, ecco, capire perlomeno la direzione dove si sono spostati negli anni scorsi, non in questi anni, però mi ricordo nel 2019-2020 ci sono stati degli episodi che appunto sono stati in cui sono stati presi, sono stati individuati? Sì, sono stati individuati se non altro, sì. Allora, c'è un altro tema importante su Carbonera che è anche il motivo insomma, per cui abbiamo qui posizionato su questo tavolo un quadro, perché è stata approvata la variante Alpat per lo sviluppo sostenibile di qualità a Carbonera alcuni giorni fa ed è una variante che sostanzialmente porterà alla demolizione dell'ex cartiera di Pezzan. Abbiamo delle immagini che lei sindaco ci ha fornito, che sono immagini che in qualche modo ci vanno a geolocalizzare l'area di cui stiamo parlando ed è una demolizione che di fatto porterà alla creazione di un'area residenziale. Ci racconta diciamo l'iter di questo progetto. Sì, allora l'adozione di questa variante Alpat è avvenuta il 29 dicembre scorso, è una variante che prevede, oltre al recepimento della pianificazione regionale e provinciale, perché sono passati 10 anni dall'ultima variante, ci sono alcune ovviamente migliorie per alcune frazioni, in particolare c'è appunto la revisione della centralità di Carbonera e di Vascon, con la previsione anche lì di nuovi insediamenti residenziali e anche a servizi, e nel centro di Pezzan appunto questa riqualificazione urbana di questa cartiera, che sono 74.000 metri cubi che verranno inizialmente demoliti e poi si darà la possibilità alla proprietà di recuperare una parte di questa cubatura, 54.000 metri cubi, nell'area, una parte nell'area adiacente all'esistente sito e in parte nella frazione di Carbonera. Si trattano di insediamenti diffusi, villette nella zona di Pezzan e edifici plurifamiliari invece nella frazione di Carbonera. E in questo appunto per fare questa operazione è stata fondamentale il recepimento di un accordo pubblico-privato da parte della proprietà, appunto ex articolo 6, e che appunto prevede oltre alla demolizione anche comunque la conservazione di quelli che sono dei riferimenti storici di questo sito industriale. Perché? Perché il nostro territorio di Carbonera ha una vocazione industriale, cioè i paesi nascevano perché per dar spazio, da color l'ario diciamo, a questi insediamenti produttivi che sfruttavano i corsi d'acqua. Infatti Pezzan, nel centro di Pezzan passa il Melma e questa cartiera, come anche le altre due che sono nate appunto sempre a Pezzan dal 1300 in poi, sfruttavano la forza dell'acqua per produrre la carta. Ecco, allora lei ci ha portato proprio un'immagine che va proprio a raccontare come il percorso, no, del Melma. Eccolo qua, lo possiamo vedere, il percorso del Melma attorno al quale appunto i siti produttivi venivano concepiti proprio per poter sfruttare l'energia naturale dell'acqua
per la produzione. Eccola qua, ce la descrive un attimo, questo è il corso del Melma. Sì, allora questa qui è appunto una riproduzione che mi è stata data da un discendente della famiglia Munari, che è stata una delle storiche proprietà della cartiera di Pezzan. Come vedete, prima il fiume faceva quest'ansa, poi è stato rettificato. Questa cartografia risale al 1800, proprio perché dal 1700 invece di produrre farina, perché prima era un mulino, si è cominciato a produrre la carta, e appunto il fiume serviva per far girare le turbine. Quindi praticamente una volta, adesso si cerca di preservare al massimo i corsi d'acqua come è giusto che sia. Una volta appunto venivano anche rettificati in funzione, diciamo, dell'attività produttiva. Nella variante Alpat voi avete anche definito un'area industriale, l'area industriale di Treviso Nord, no? Vista anche la vicinanza con il casello autostradale, e questo perché potrebbe favorire, cioè in modo da attrarre nuovi investimenti. Qual è la sua visione del futuro produttivo industriale di Carbonera? Allora, diciamo che fino a prima di questa variante era stata identificata come area produttiva ampliabile l'area di Vignagola, che però è abbastanza, diciamo, poco servita dalla viabilità, mentre la zona industriale di Vascon, tra l'altro identificata come strategica dalla Regione Veneto, è più vicina al casello autostradale di Treviso Nord e anche al nuovo accesso alla Pedemontana, e si presta ovviamente alla possibilità di un suo ampliamento. Ovviamente tutto quello che viene attratto, diciamo, in termini di investimenti, di oneri perequativi, verranno ovviamente indirizzati anche per rafforzare quella che è la viabilità o quelle che sono le ciclopedonali che sono inesistenti nella via interessata dalla zona industriale. Ecco. Poi voi avete fatto anche delle politiche per la residenzialità. Nello specifico lei mi raccontava, quando ci siamo incontrati un paio di giorni fa, che insomma il suo comune sta invertendo la tendenza della denatalità e quest'anno i nuovi nati sono molto di più rispetto a quelli del prossimo anno, e ci sono ottime prospettive anche per il prossimo anno. Da qui anche l'esigenza di costruire nuove abitazioni, cioè quindi di rendere Carbonera un comune votato allo sviluppo anche delle unità abitative. Quali sono i servizi che un comune può garantire e che in qualche modo come si riesce ad andare incontro alle famiglie, oltre che con le unità abitative? Allora, appunto in questo caso della cartiera si va a usare cubatura che è in zona impropria per creare della residenzialità, e sicuramente creare residenzialità serve anche ad attrarre sicuramente delle famiglie nuove. Stiamo parlando di un comune alle porte di Treviso che comunque ha tutta una serie già di servizi e quindi è già positivo come ambiente. Come politiche per la famiglia sicuramente dare il benvenuto ai nostri nati con appunto il progetto Baby Bag, ma anche con tante attività per le famiglie, corsi per i neogenitori, momenti di intrattenimento per i ragazzi, dare la possibilità di avere dei centri sportivi adeguati, dei centri estivi che siano, diciamo, attrattivi, alcune soluzioni appunto del tessuto di servizi dati dal comune ma anche dalle associazioni del territorio fa sì che sia un ambiente, insomma, accogliente per le famiglie. Ci racconta del progetto Baby Bag? Sì, allora appunto è questa borsetta di benvenuto che è stata creata in collaborazione con Contarina e Consiglio di Bacino Priula, nonché grazie all'aiuto delle farmacie del comune di Carbonera, e prevede una serie di doni che vengono dati appunto, che viene dato a ciascun nuovo nato a partire dall'anno 2023 compreso. Appunto è un kit, diciamo, ecco, un libricino per appunto iniziarli anche loro alla lettura fin da piccoli, un bavaglino di silicone lavabile, sempre nell'ottica del riutilizzo, ecco, dell'ecosostenibile, e poi 2 buoni spesa per circa un valore più o meno di 50 euro presso le farmacie del comune di Carbonera, dove si possono acquistare ovviamente generi di prima necessità per l'infanzia. Ecco, quindi iniziative per, come dire, dare il benvenuto ai nuovi nati, ma insomma anche dare una mano alle famiglie. Abbiamo parlato prima con l'assessore alle politiche sociali delle nuove povertà, poi con le emergenze freddo nel comune di Treviso, è un comune molto più grande. Come siete messi a Carbonera?
Allora, nel nostro caso non ci sono i fenomeni che ci sono a Treviso, probabilmente perché il tessuto è urbano, è diverso, ecco, le caratteristiche sono diverse. È vero che i comuni più piccoli farebbero molta più fatica a gestire l'immigrazione, l'accoglienza, appunto perché non hanno le risorse necessarie per poter dare una degna accoglienza a queste persone. Ha visto un po' la notizia del Maxi Hub a Crespano che potrebbe arrivare sfruttando appunto un ex collegio. Immagino che a Carbonera non vi siano strutture simili, ma come commenta, si sente vicino al sindaco Rampin per la sua risposta, il suo sostanziale diniego di fronte a questo tipo di opzione? Cioè posso mettermi nei suoi panni e capire le difficoltà che può avere un amministratore quando arriva una mole comunque di persone, di immigrazione tale, ecco. Ci sono delle difficoltà oggettive, poi magari nel corso degli anni con i giusti servizi, ecco, il giusto accompagnamento si può arrivare anche a una soluzione di compromesso, di convivenza, ecco. Però all'inizio c'è sempre lo scoglio, c'è sempre una grande difficoltà. Ecco. Con i vari progetti, lo SPRAR che abbiamo ricordato, poi diventato SAI, Carbonera ha accolto richiedenti asilo? Allora, solo tanti anni fa, in passato, un numero molto contenuto di migranti. Che capacità avreste più o meno, oggi volendo? Cioè, al momento non ci sono strutture idonee da poter riqualificare, sono tutte in uno stato di inagibilità profonda. Servirebbe ecco. l'appoggio con dei privati, no? Sicuramente, ma soprattutto anche dal punto di vista anche delle forze dell'ordine e di altro tipo di servizi, appunto siamo assolutamente inadeguati. Ecco. Senta, io so che lei questo periodo sta gestendo insieme alle forze dell'ordine un altro problema, un'altra questione che è quella dei ragazzi che stazionano la sera tra Mignagola e Carbonera. Come vi state muovendo per arginare un po' questo fenomeno che lei non ha voluto chiamare baby gang, ma sono comunque ragazzi che si sono resi responsabili di diversi atti vandalici di beni pubblici e privati del comune? Allora, appunto, con le forze dell'ordine, che ringrazio per la collaborazione, stiamo un po' cercando di stringere il cerchio attorno a questi ragazzi, quindi riuscire a identificarli tutti quanti. Di quanti ragazzi stiamo parlando? Allora, su Mignagola stiamo parlando di 5 ragazzi, su Carbonera un'altra decina di ragazzi, che invito, se mi stanno ascoltando, a trovare un altro modo per divertirsi la sera, non danneggiando il patrimonio pubblico e nemmeno quello privato. Ci sono tante attività bellissime, divertenti da fare, di sicuro non spaccare tutto, non rovinare, non imbrattare, ecco, non è sicuramente l'attività, ecco, che vi fa lode, ecco. E quindi identificarli, e con appunto l'identificazione di alcuni soggetti è partito un progetto di aggancio, di recupero, ecco, attraverso delle educative. Quindi non sono stati denunciati? Allora, alcuni sì, perché dopo dipende anche ovviamente l'età, fa la differenza, ecco. Ci sono minori? Ci sono anche dei minori, sì. Però appunto forse auspico insomma che quelli più giovani abbiano delle menti ancora che si possono in qualche modo formare e possono capire insomma l'entità delle loro azioni. In cosa consiste questo progetto, Sindaco? Perché è un fenomeno che diversi comuni conoscono e ancora con queste dimensioni si può gestire, no? Cioè l'educativa prevede un affiancamento di uno o più operatori qualificati ovviamente, e per cercare appunto di definire assieme al ragazzo un po' una riorganizzazione della propria vita. Alcuni hanno anche delle difficoltà familiari, scolastiche, che vanno a innestarsi in questa brutte abitudini, ecco, che hanno di sera, e anche cercare di farli focalizzare in attività che possono essere costruttive, lo sport, attività creative. Quanti si stanno facendo aiutare? Allora, attualmente stiamo parlando di 3 ragazzi fondamentalmente, che appunto stiamo cercando di farsi guidare, ecco, così. Non è facile perché appunto questo aggancio non sempre è accettato dal ragazzo, dalla famiglia, però io lo trovo molto utile perché può aprire anche a questi ragazzi una visione diversa, ecco, per il loro futuro. Quindi avete cercato anche il dialogo con le famiglie? Certo. Sì.
è fondamentale il dialogo con le famiglie, perché appunto molto spesso la problematica nasce dalla famiglia e altre volte la famiglia può essere di supporto nei casi in cui il ragazzo appunto abbia preso lui di suo una brutta strada, insomma. Grazie Sindaco, abbiamo parlato di diverse cose e sicuramente un successo è questa variante al PAT che porterà alla demolizione e bonifica dell'ex cartiera di Pezzane, di cui abbiamo voluto parlarvi facendovi vedere anche le immagini, perché immagino che sia stata una lunga trattativa, no, tra pubblico e privato, perché la bonifica di un'area di questo tipo è sicuramente un impegno molto oneroso. Sì. Sicuramente per ovviamente la proprietà è partita già un'attività di bonifica, soprattutto della parte della copertura. Si troveranno comunque un ingente costo anche di bonifica di tutto il terreno, di tutto il sito produttivo ovviamente, che avrà immagazzinato negli anni comunque dei rifiuti. E appunto una parte di questo costo anche di demolizione e bonifica è stato scomputato anche per l'eventuale calcolo della perequazione, ecco. Quindi c'è un aiuto reciproco, ecco, per riuscire in qualche modo a demolire questo ecomostro, ecco, che abbiamo in centro a Pezzana. È un successo del comune, insomma, no? Sì, è sicuramente un successo per la comunità, sì. Grazie Federica Ortolano, sindaco di Carbonera, per essere stata con noi. Grazie, le auguro una buona domenica. Intanto noi questa domenica ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato, Mirano, la grande festa del radicchio, la terra dell'IGP. Lucio, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo qui a Mirano, stiamo parlando della festa del radicchio, ma anche di un concorso dedicato alle scuole elementari, perché i bambini comincino a imparare che cos'è questo prodotto, ma che cos'è lavorare e vivere la terra. Allora, cominciamo con questa signora, perché diciamoci la verità, voi avete portato questa mattina a -3 di gradi, stamattina era -3 qua in piazza, avete portato il radicchio, siamo all'1:00 e mezza. No, l'una in questo momento. L'una, sì. E com'è andata? L'avete venduto? Abbiamo finito tutto quanto. Tutto il radicchio, a mezzogiorno avevamo finito tutto. Tutto quello dimostra. Tutto il radicchio dimostra. E tutto comunque radicchio IGP? IGP, sì. Ecco, giusto per capire a quanto viene venduto adesso l'IGP. Noi l'abbiamo venduto a 6,50. Ed è andato via, come si dice, bruciato. Sì. Ecco, questo per spiegare che cos'è il prodotto del radicchio rosso di Treviso, che qui vede questa festa a Mirano. Ma noi siamo venuti qui non solo perché appunto c'è questo, chiamiamolo così, questo concorso, ma perché vogliamo parlare con i diretti interessati proprio sul tema, diciamo così, dell'attacco, fra virgolette, che è venuto fuori nei giorni scorsi, ovvero gli americani che sono venuti qui nel Trevigiano e nel Veneto per capire come si produce il radicchio rosso, perché negli Stati Uniti il diciamo, marchio di tutela non è garantito e di conseguenza aprono sostanzialmente un mercato. Allora io comincio con Amedeo Durante, che è il responsabile CIA di questa zona, nonché vicepresidente di CIA Venezia. Come vedete voi, tanto buongiorno, come vedete voi questo attacco, fra virgolette, degli americani a chi produce il radicchio? Buongiorno a tutti. Intanto questo attacco degli americani è una cosa, diciamo, che da una parte ci fa paura, dall'altra parte no, perché noi siamo in un territorio che abbiamo l'IGP, in una zona identificata, abbiamo le acque risorgive, un marchio che ci tutela per la produzione del radicchio trevigiano, IGP. Ecco. Quindi, diciamo, fra virgolette, tutte queste cose che vengono camuffate, che vengono fatte così, da una parte non ci fanno più di tanta paura. Ovviamente anche questo serve per mettere nel mercato prodotto che non è idoneo, non ha le caratteristiche del nostro radicchio di zona tipica di coltivazione del radicchio. Insomma, bisogna dire sostanzialmente che l'IGP, il marchio IGP è garanzia di qualità. E allora andiamo invece con un produttore, ovvero Claudio Zorzetto. Buongiorno. Claudio, prima cosa, abbiamo le massaie a casa. Lei produce radicchio, il consiglio per non avere mai radicchio che sia amaro, come si fa? Allora, buongiorno. Il radicchio va tagliato a metà, gentilmente. Si apre, se il cuoricino cambia colore e diventa sul giallo, lo assaggiate, vedrete che è un po' amaro. Se invece resta bello bianco sul taglio, è dolcissimo.
Diciamo che 6 IGP è quasi sempre dolcissimo. benissimo, è migliore perché è selezionato è meglio. Ecco, ma che differenza c'è tra il vostro, cioè l'IGP, e il radicchio rosso tardivo? Beh, il marchio, la disciplinare che abbiamo da rispettare, tutte le regole che abbiamo, dall'acqua risorgiva alle concimazioni, ai trattamenti, quindi portiamo sul mercato un marchio quindi benissimo, bellissimo. E quindi diciamo che è più dolce degli altri? Beh, un pochino sì, dai. Bene, continuiamo velocemente perché adesso andiamo invece con il Presidente della Proloco. Presidente, mettiamoci verso il sole e facciamo vedere, magari Nicoletta, fai vedere il Leone di San Marco, che quello fa sempre bene da vedere. Allora, Roberto Gallorini, ogni volta siamo alla 26esima edizione di questa mostra. Come la gente apprezza questo prodotto in questi 26 anni? Come ha visto il cambiamento? Ma sempre più la gente capisce la differenza con il vero radicchio di Treviso. Ogni tanto qualcuno esce con qualcosa che costa meno, che costa... No, non è la stessa cosa, è qualcosa. Voi le Proloco fanno promozione soprattutto dei territori e prodotti. Non è che manchi un po' di promozione magari fuori dai nostri territori a questo radicchio? Beh, io dico sempre che c'è un Made in Italy e lo Stato questo Made in Italy lo dovrebbe curare. È il nostro marchio, è la nostra cosa principale. Quindi ricordarci che questo nome va dappertutto. Pensiamo. Di solito si pensa solamente alla moda o al design, ma Made in Italy sono i prodotti, noi viviamo dei nostri prodotti, delle nostre tradizioni e queste sono la differenza. L'enogastronomia italiana è qualcosa di eccezionale e per noi può essere molto ma molto importante. Ultima battuta, il gioco dell'oca lo fate quest'anno? Sicuramente quest'anno. Quando è che lo fate? 9 e 10 di novembre, quindi è sempre nei giorni dell'estate di San Martino. Ci sarà questa piazza, cambierà, ritornerà all'inizio del Novecento, personaggi in costume, ricostruzioni proprio storiche di tutto e saranno 2 giornate in cui ci si immergerà in un periodo diverso, in un'epoca diversa dove tutto forse era meno veloce, più semplice, ma che è molto bello e poi ci sarà l'oca. Poi si mangiava anche il radicchio. Tutti i prodotti dell'oca e chiaramente il radicchio sempre assieme perché non può mancare. La giornata invece di oggi, qui se uno vuole venire il pomeriggio? Beh, adesso nel pomeriggio intanto riporteremo un po' di radicchio perché il radicchio stamattina è andato via completamente tutto. Si pensava ma la gente... No, tutto è andato via e adesso stanno arrivando proprio con un furgone per riportarci il radicchio, ma poi alle 15:30 ci sarà uno spettacolo folcloristico con il gruppo I Bontemponi della provincia di Rovigo che allieteranno con canti, balle della tradizione chiaramente. Insomma, festa anche oggi pomeriggio. Ma sicuramente, tanta festa qui in piazza. L'ultimo minuto che mi prendo da te Anna, me lo prendo perché ho trovato il presidente storico della CIA di Venezia, Paolo Quaggio. Presidente, da storico, ha visto questo cambiamento del radicchio, ha visto questo aumentare di apprezzamento da parte della gente, ma cos'è che manca perché diventi veramente una cosa molto vicina al prosecco in termini di tutela? Beh, bisognerebbe sicuramente intanto che gli agricoltori capissero l'importanza del marchio e quindi non tanto l'agricoltore come persona ma come entità produttiva. Una volta che si mettono insieme le forze produttive e quindi tutte le aziende, si può pensare ad un consorzio forte come il consorzio del Prosecco. Altrimenti non è il presidente, non è il direttore che fa forte il consorzio, ma è la produzione e quindi sono le aziende. Insomma, l'unione fa la forza. Ma sicuramente, non ci sono dubbi su questo? Assolutamente no. Grazie a Paolo Quaggio. Prego. Allora, l'ultima immagine, Anna e i telespettatori ve la lascio sulla piazza di Milano per questa grande festa dedicata al radicchio e se avete voglia venite oggi pomeriggio. A te la linea. Grazie Lucio, tra l'altro insomma siamo intorno all'ora di pranzo per cui un po' di acquolino in bocca immaginando al nostro radicchio IGP è doverosa, ma avremo modo anche tra pochissimo di parlare, tornare sull'agricoltura perché tra poco qui parleremo di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro e purtroppo l'agricoltura insieme all'edilizia è uno dei settori in cui ci sono più problemi, in cui si sono registrati in questo 2023 appena concluso più
decessi sul luogo di lavoro. Allora, pochi secondi di pubblicità e poi qui ne parleremo con le imprese e i sindacati. Prima edizione, ancora buona domenica, ben ritrovati come accennato con le imprese e con i sindacati. Do il benvenuto agli ospiti che mi hanno raggiunto in studio, Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Mauro, buongiorno e grazie per essere con noi. Marco Inverso, Confapi, specializzato, delegato alla sicurezza sul lavoro. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi e telespettatori. Allora, io vorrei partire con voi da un dato, perché ovviamente si chiude il 2023 ed è già tempo di fare bilanci, tristi bilanci. Ovviamente non lo dico solo perché i numeri dei morti sul lavoro dell'anno 2023 sono alti, ma lo dico soprattutto perché i numeri tra 2023 e 2024 praticamente si eguagliano. Sono mancati sul lavoro 1485 persone nel 2023, 1484 persone nel 2022 in Italia, e il Veneto segue la Lombardia, quindi è la seconda regione d'Italia. È vero, è una regione produttiva tanto quanto la Lombardia, ma i dati continuano ad essere alti, eppure noi continuiamo a parlarne, voi a fare campagne, a chiedere investimenti, le imprese ad aumentare la sensibilità anche grazie ai corsi. Sappiamo che insomma adesso c'è anche una normativa che richiede di allinearsi, eppure questi numeri non cambiano. Perché, Mauro Visentin? Beh, una qualche idea ce la siamo fatta purtroppo in questi anni, anche perché la provincia di Treviso non è tra le migliori purtroppo nella classifica del Veneto. L'anno passato i dati di settembre ci davano un più 4,3% di infortuni mortali sul lavoro, e da settembre a dicembre purtroppo sono successi ancora altri casi di infortuni gravi e infortuni mortali, e pertanto insomma è un tema che va assolutamente affrontato e provato magari a smontare e a rimontare con un'altra modalità, perché è vero che c'è un aumento della sensibilità. È vero che c'è un impegno formale da parte un po' di tutti, perché questa situazione chiaramente diventa insostenibile, però è altrettanto vero che molto probabilmente quanto stiamo facendo non è sempre e del tutto efficace. Io penso ad esempio a uno degli ultimi incidenti mortali avuti nella zona di Pieve di Solivo, dove è morta una giovane ragazza di 23 anni, mi sembra 23 anni, che come dire, è morta per, adesso dovremo capire. Ci sono le indagini bene, in corso, perché sì, lo ricordiamo bene anche noi quel caso, dovremo no? capire bene le modalità, ma di fatto c'è stata una catena di comando che non ha funzionato. Noi non siamo mai riusciti ad entrare in quell'azienda per spiegare e per provare a parlare con i lavoratori e per sensibilizzare i lavoratori rispetto alla modalità con cui si devono affrontare come dire, le operazioni sul posto di lavoro. E la sensazione è che in tanti casi, non so questo perché non abbiamo ancora i dati, in tanti casi viene ancora messo prima il profitto, prima il fatturato e dopo come dire, la sicurezza sul lavoro, sapendo che molto spesso anche il lavoratore è indotto a fare questo tipo di operazione, soprattutto se quel lavoratore è un lavoratore precario, è un lavoratore che deve provare a mantenersi il posto di lavoro stretto e pertanto magari molto meno attento rispetto ad altri della situazione lavorativa. Dico un'ultima cosa e dopo mi fermo. Tante volte si arriva e si vedono, come dire, espletate formalmente le operazioni di formazione, di informazione, eccetera. Però se si continua ad avere un dato così nefasto degli infortuni e delle morti sul lavoro, molto probabilmente bisognerà pensare ad altro, bisognerà lei pensare dice, a in una questo scatto modo è un po' culturale. come fare i compiti a casa, no? Esatto. E poi però, allora intanto chiedo alla regia di far vedere la foto di Anila, è l'incidente sul lavoro a cui faceva riferimento Mauro Visentin, 26 anni, morta alla Boccon, schiacciata da un macchinario, la linea di produzione era in manutenzione, si sta cercando di capire che cosa possa essere accaduto, ovviamente non ci esponiamo perché le indagini sono in corso. Marco Inverso, come commenta un po' le parole di Mauro Visentin, lei che in qualche modo sta un po' dall'altra parte, no? All'interno delle imprese, anche facendo formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno delle imprese?
Sì, mi collego proprio all'ultima parte di Visentin che diceva probabilmente c'è bisogno di altro, okay, oltre alla formazione, perché effettivamente nell'ultimo periodo si è puntato molto sulla formazione e con la parte repressiva, insomma, sulle ispezioni. E probabilmente questo non basta più. I numeri ci dicono che, come abbiamo detto in apertura, gli infortuni non diminuiscono, non aumentano, che in valore assoluto ci sono questi numeri, ma io proverei a fare una provocazione anche per dare una risposta, e cioè proviamo ad analizzare questi numeri in modo diverso e a dare una lettura diversa. Perché il fatto che il Veneto sia una delle regioni con maggiore numero di infortuni potrebbe anche essere collegato effettivamente a una cultura del lavoro, e torniamo all'aspetto culturale che c'è, e il fatto che gli infortuni maggiori siano in alcuni settori o viceversa in altri non mi aiuta però a spiegare il perché succedono questi infortuni. Allora probabilmente bisogna andare a analizzare non tanto la causa dell'infortunio, okay, è il ribaltamento del trattore, la caduta dall'alto e quant'altro, ma fare un passo oltre, quindi andare a capire cosa c'è dietro ogni storia, ogni infortunio. E quindi il perché il lavoratore e quell'azienda ha scelto di montare sul trabattello senza cintura di sicurezza, il perché si è scelto di fare certe operazioni che poi aumentano la probabilità di infortunio e di incidente. Scopriremo, secondo me, in questo modo che la formazione e la sorveglianza sono due delle soluzioni in un ventaglio molto più ampio di quello che potrebbero essere le soluzioni da implementare nelle organizzazioni, come potrebbe essere la programmazione, potrebbe essere il coinvolgimento maggiore dei lavoratori, potrebbe essere effettivamente sì l'addestramento anche dei lavoratori neoassunti e con competenze non sufficienti. E allora secondo me probabilmente si aumentano anche le soluzioni oltre alla mera formazione che spesso, come diceva Visentin, diventa il compitino, o alla sorveglianza. Ecco, ha toccato un tema, no? Quello dei lavoratori neoassunti. Noi ci siamo occupati molto, spesso ci sono stati diversi gravi infortuni perché dei neoassunti o addirittura lavoratori in apprendistato facevano cose che non avrebbero dovuto fare. Quante volte capita questo, Visentin, secondo il vostro osservatorio? Beh, tendenzialmente capita, adesso la percentuale saperlo è difficile, capita e lo si desume per via empirica anche dagli infortuni nei luoghi di lavoro che accadono. È chiaro che anche qua il tema è ci sono dei protocolli, ci sono delle modalità da rispettare e da soprattutto verificare se vengono rispettate. Noi abbiamo ad esempio introdotto nel settore dell'edilizia una formazione obbligatoria di 16 ore per tutti i neoassunti che entrano in cantiere, ancora prima di come dire, iniziare a lavorare. Questo per dare un rudimento e per far capire che cos'è un cantiere, che non è una fabbrica, che è come dire, una realtà dinamica, non è statica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma credo questo possa essere utile anche in altre realtà, perché è ovvio che se uno arriva e non sa cosa ha davanti, come funziona, o viene seguito passo passo oppure deve avere comunque qualche rudimento iniziale. Questo proprio perché deve essere messo nelle condizioni di lavorare, di produrre, ma soprattutto di non farsi male e di non far male agli altri. Secondo lei c'è un tema di gap culturale, visto che tantissimi lavoratori, ad esempio nell'edilizia, sono stranieri? C'è un tema di gap culturale, ma io non lo limiterei al fatto se uno è straniero o meno, alla provenienza o meno. C'è un gap culturale rispetto al fatto che se devo privilegiare di più il prodotto, il fatturato, il tempo, o devo privilegiare l'incolumità di chi produce e di chi lavora. Questo è il gap culturale che va smontato dall'inizio. Ecco, Visentin in qualche modo dice i tempi e le regole dettate dalla produzione non perdonano, e quindi questo spesso schiaccia un po', no? Il lavoratore ha degli obblighi. C'era stato un interessantissimo reportage su Repubblica legato alle giornate lavorative dei lavoratori di Amazon, ma quello, no, non so se Marco lei l'ha letto, legati, no? Giornate scandite da degli algoritmi. Quello è Amazon. Le aziende della marca?
Bisogna di nuovo ragionare a livello macro e a livello invece più intimo, più aziendale. Ogni azienda insomma, è organizzata in modo diverso e sceglie di dare valore al profitto oppure al tutelare le persone e aumentare il benessere delle persone. Io sono convinto che a livello generale abbiamo una base di potenziali incidenti davvero infinita. E il fatto che non succeda niente probabilmente non vuol dire sempre che ha funzionato la prevenzione o ha funzionato appunto gli interventi che noi andiamo a fare. E mi domando anche se esista il caso in questo aumento o diminuzione a livello annuale di 10-15 infortuni rispetto all'anno precedente. E quindi appunto nelle aziende del nostro territorio bisogna lavorare sulla organizzazione. Qual è il problema? Che spesso quando ci sono dimensioni e strutture non appunto dimensionate, questa cosa è più difficile farla. Quindi lei sta dicendo aziende medio-piccole è difficile che ci sia una struttura che può garantire anche che ognuno abbia un ruolo predefinito e che quindi l'organizzazione del lavoro abbia un protocollo. Guarda, sulla base della nostra esperienza le aziende sopra i 30-50 dipendenti hanno una struttura tale da poter fare una programmazione che includa anche la sicurezza sul lavoro. Tutte le aziende più piccole devono avere imprenditori con un po' di lungimiranza e che danno molto più, a livello marginale chiaramente, valore alla tutela dei lavoratori rispetto alle altre. Allora, come App Industria avete segnalato il nuovo bando INAIL, non so se riusciamo a mostrarlo, ci sono a disposizione per la sicurezza sul lavoro 500 milioni. 500 milioni. Come spendere questi soldi? Sono destinati a tante cose, sono contributi, macchinari, attrezzature, progetti per l'adozione di modelli organizzativi. Ecco, questo è un po' forse il quid. Addirittura c'è un fondo che finanzia la messa a punto di alcuni macchinari in base all'ergonomia dedicata al lavoratore che deve utilizzare quel macchinario. Ci sono tutta una serie di, di disponibilità che però devono essere ricercate. Per essere ricercate devono essere in qualche maniera volute, culturalmente volute da chi organizza il lavoro, e sono perfettamente d'accordo con quanto diceva Inverso. Il tema è proprio la dimensione in alcuni casi, perché in base alla dimensione hai anche la scala parametrale per poter utilizzare e per poter dedicare anche lo spazio alla formazione, all'organizzazione. Se un'azienda è fatta di 3 persone, questi 3 devono solo lavorare testa bassa e buonanotte. Nella marca trevigiana come siamo messi come dimensione delle aziende? Ecco, brava. Nella marca trevigiana fino a qualche anno fa, molti si ricorderanno, c'era un refrain: piccolo e bello, piccolo e bello. Piccolo e bello, però non è sempre efficace, e soprattutto il piccolo ha determinato tutta una serie di decentramento del lavoro, di delocalizzazione del lavoro, di appalti e subappalti che sono magari portati al massimo ribasso, e dove c'è il massimo ribasso si fa fatica dopo a star dentro con i tempi di formazione, i tempi di aggiornamento, i tempi di rifinanziamento anche dell'attrezzatura, degli investimenti, eccetera, eccetera. Per cui, non sempre il piccolo è bello, ma soprattutto la programmazione e anche la dimensione fa la sua parte. Quindi il sistema degli appalti non aiuta? Il sistema delle appalti non aiuta, certo sì, perché là si va anche a subappaltare alla sicurezza in un certo modo, e quindi bisogna andare a gestire i nostri lavoratori e anche i lavoratori in appalto. Tornando all'aspetto premiante dell'INAIL, proprio questo è uno dei pochi sistemi che a livello nazionale vanno a premiare le aziende, e quindi in sintesi tutte le aziende che sono adeguate e allineate alla normativa base sulla sicurezza del decreto 81 possono attivare delle misure
e degli investimenti che possono essere finanziati. Molto interessante è, proprio perché va di pari passo con la denuncia delle malattie professionali e degli infortuni, tutta la parte legata alla movimentazione manuale dei carichi o movimenti ripetitivi. Quindi tutte le aziende che hanno questo rischio rilevante possono andare a fare investimenti, ed ecco che il bando INAIL, una volta che riusciamo a attivarlo, ci aiuta anche dal punto di vista finanziario, insomma economico, per l'investimento. Sulla base della vostra esperienza, dello sguardo che ha Confapi sulle aziende della marca trevigiana, sostanzialmente del Veneto, qual è la sensibilità? È adeguata? È ancora troppo scarsa la sensibilità di chi produce? Sì, la mia sensazione è che stiamo vivendo un periodo in cui stiamo ancora recuperando, stiamo ancora rincorrendo. E a malincuore, insomma, sono d'accordo con Visentin quando dice che in questo momento, in questa epoca qui, si sta dando più valore al profitto e alla produzione e non tanto all'aspetto della tutela. Mi auguro, ecco, che anche progetti come questo dell'INAIL o successivi, insomma, finanziamenti possano aiutare a cambiare lo sguardo. Quello cambio culturale di cui si parlava all'inizio deve partire in modo importante, perché sarà un processo lungo che durerà, insomma, del tempo, ma dobbiamo raggiungere quell'obiettivo. Telegrafico, Visentin, al governo cosa chiedete come CGIL per la sicurezza sul lavoro? Beh, sarebbe veramente in cima a tutte le altre cose che abbiamo chiesto, dove non abbiamo trovato risposte. Maggiore attenzione, un finanziamento soprattutto delle verifiche, per cui non soltanto al governo nazionale ma anche quello regionale, gli ispettori, la formazione degli ispettori, la competenza degli ispettori prima di tutto, perché gli ispettori sono un altro aspetto che mettono come dire, in gioco appunto la sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli ispettori, se sono formati, se hanno competenza, possono essere anche elemento di, come dire, di formazione e di informazione. Se invece li mandi in giro con una checklist perché devono fare il compitino e perché bisogna dimostrare che si hanno... O perché sono sui luoghi dell'emergenza, sì, no? Arrivano... ma anche perché tante volte bisogna fare il numero, bisogna visitare tante aziende e allora si fa il passaggio, ma non si entra nel merito, o perché mancano le competenze o perché manca il tempo. Sono così poco efficaci gli ispettori, secondo lei? Possono esserlo di più? In questo periodo soprattutto stiamo vivendo una fase in cui gli ispettori sono aumentati in modo importante, soprattutto sull'ispettorato del lavoro, e quindi hanno bisogno di questo addestramento di cui si parlava. Hanno bisogno di essere aiutati, ma insomma c'è questa collaborazione che viene messa in atto. Grazie a Marco Inverso, Confapi, grazie a Mauro Visentin, CGIL. Giusto il tempo per ricordarvi che il classico del calcio spagnolo questa sera alle 20 in esclusiva su Antenna 3 per la finale di Supercoppa di Spagna, in programma allo stadio Riyadh in Arabia Saudita, quarta edizione con la formula del Final Tour che vede sfidarsi prima e seconda squadra del campionato e vincitrice finalista della Coppa Nazionale. Dunque questa sera alle ore 20 davvero non perdete la Supercoppa di Spagna in onda in diretta su Antenna 3. Allora, tempo di salutarci, le previsioni del tempo adesso come sempre, poi dopo di noi torna il grande cinema di Antenna 3 Nord-Est. Grazie agli ospiti che ci hanno raggiunto e che hanno contribuito a questa edizione di prima edizione, e buona domenica a tutti voi. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 14 gennaio evidenzia un cielo piuttosto grigio. Avremo foschie e nebbie nelle ore più fredde. In montagna non sono escluse locali schiarite. Temperature stazionarie, minime ancora sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto un po' ovunque, come vediamo dalla grafica, specie sulle zone di pianura. Sui rilievi possibili parentesi soleggiate.
Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto più soleggiato, con soltanto alcune nubi alte e velature in transito. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 8 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.